Ciao ragazzi, sono Cristiano Cannavò, alunno della quinta chimica del Liti Cannizzaro di Catania. Essendo un chimico, da poco abbiamo studiato il DNA. Ma cos'è il DNA? Il DNA è una molecola filamentosa che ha il compito di conservare le informazioni genetiche. Essa è composta da unità che si ripetono, nonché i nucleotidi, in cui le basi azotate, nonché adenina, guanina, citosina e timina, formano il contenuto informativo genetico. Negli organismi eucarioti il DNA si trova all'interno del nucleo delle nostre cellule. Partendo da questo presupposto è possibile estrarre il DNA e quindi renderlo visibile. Ed oggi utilizzeremo la banana appunto per andarlo a vedere. Per fare questo esperimento serviranno acqua distillata, alcol, detersivo per piatti, succo d'ananas, sale, una pipetta, delle siringhe, dei bicchieri, una forchetta, un colino e ovviamente una banana. Per iniziare prendete la banana, si riduce in poltiglia per andare a separare tutte quante le cellule per bene. Una volta raggiunta questa consistenza dovete portarla all'interno di un bicchiere. Poi aggiungete circa mezzo cucchiaino di sale, questo per eliminare delle proteine, quelle del citosol. Dopo aver mescolato con una siringa graduata andate a prelevare 10 ml di detersivo e andate a mescolare nuovamente lentamente per evitare formazione di schiuma. Una volta finito andate a prelevare 90 ml di acqua distillata e la versate sulle pareti del vostro bicchiere per andare a recuperare quelle parti che sono rimaste attaccate. Una volta finito, con l'utilizzo di un colino andate a versare, a filtrare la soluzione per separare l'acido nucleico dai residui cellulari. Poi si prelevano 2,5 ml di soluzione filtrata e la si mette all'interno di una provetta. Aggiungete 1,5 ml di succo d'ananas per rendere acido l'ambiente. Infine si prelevano 3 ml di alcol etilico e si mettono all'interno della provetta. Proprio ciò porterà alla separazione fra la sostanza e il nostro DNA, poiché è insolubile nell'alcol. Dopo pochi minuti noterete questi filamenti bianchi che si ottengono e il nostro DNA mescolato all'RNA, nonché i nostri due acidi nucleici.